Buonasera a tutti, buonasera. Bentrovati in questo spazio in mia compagnia. Abbiamo la diretta con le Sibille, mezz'ora di tempo per rispondere a una vostra domanda. Dunque amici, siamo qua, potete scrivermi. Intanto vi ricordo gli appuntamenti della settimana. Siamo qui su questo canale oggi dalle 20:30 alle 21 e poi alle 21 avremo il cerchio di fuoco insieme che stiamo facendo con il gruppo I Magici Arcieri Bertoldini, chiaramente non tutti nel gruppo, ma buona parte di volenterosi maghi in erba si stanno cimentando in questa bellissima iniziativa a difesa e tutela dei confini italiani. Dunque ogni sera alle 9 ci raduniamo per fare questa meditazione che dura 5 minuti. Un'altra cosa, poi domani sera siamo sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque sempre 20:30 21, siamo anche là. Pausa il giovedì, ma sempre alle 9 di sera abbiamo il Muro di Fuoco, poi venerdì di nuovo sempre 20:30 21 sul mio canale, poi alle 21 il Muro di Fuoco. Bene, vedo che ci sono già degli amici, intanto vi volevo mostrare, questo è un ciondolino, non si vede molto bene, ma è un ciondolo caricato radionicamente con, vedete, l'albero della vita, è molto bello, già di suo è importante come simbolo occulto, simbolo anche di conoscenza, di equilibrio e di approfondimento di tutti i settori e gli aspetti della vita, un simbolo veramente importante per chi conosce la Cabala. È stato caricato radionicamente con molte vibrazioni di difesa e può essere caricato con qualsiasi altro obiettivo o programma. Il ciondolo costa 150 euro se vi interessa, ci vuole un po' però a farlo, perché chiaramente viene elaborato con dovizia. Bene, detto questo, vi ricordo anche che potete chiamarmi al 347 8702 622, risponderò in diretta agli amici che chiameranno il numero, ovviamente avranno la priorità sugli altri. Rispondo comunque anche alle domande sulla chat. Dunque, detto questo, possiamo cominciare. Vediamo che abbiamo già alcuni amici collegati, Antonella, Kiwi, Luna, Claudia, Perla, Tiziana, Fiorella, Antonio, Marisa, Marina, Giuseppina, Claudia, domani parte questo, che ti arriva. Allora, Tiziana, Giovanna, il Marietto, immancabile. Benissimo, vediamo un po', cominciamo da Antonella, che però dice di chiamarsi Antonietta, 20 agosto 71, vede un ritorno di Luca, 5 novembre 64, grazie di cuore. Allora, prima di tutto accendiamo anche dal punto di vista simbolico la luce del terzo occhio che ci serve a vedere bene. E care guide, mandatemela buona. Va bene, spero di darvi delle letture soddisfacenti. Cominciamo. Allora, vediamo se ritorna Luca da Antonietta. Allora, vediamo il taglio. Beh, se proprio non ritorna di persona subito, non manca molto che ti scrive. Vediamo un po'. Allora, spero che si riescano a vedere. Abbiamo una brutta rottura in passato. Probabilmente la decisione l'ha presa lui in un momento di grande incertezza e debolezza, comunque ha passato dei momenti molto bui, molto tristi, forse non voleva neanche coinvolgerti di più di tanto, comunque ha deciso di chiudere, ma non
secondo me, intromesso anche qualcun altro, non è che la chiusura è nata tutta come farina del suo sacco. Dunque, diciamo che ci sono stati degli ostacoli molto forti che lo hanno demoralizzato e spinto a prendere questa decisione. In questo momento devo dirti che ti vedo un po' giù, forse qualche amica ti ha detto qualcosa, oppure c'è stata una qualche notizia che non ti ha fatto proprio piacere, o è possibile che arrivi a strettissimo giro, ok? Perché questa è la linea del presente. Però devo dire che ci sarà qualche occasione, forse qualcuno ha mostrato interesse nei tuoi confronti, ma tu sei comunque ancora orientata verso di lui. Devo dirti che comunque l'esito è molto favorevole, adesso ci arriviamo. Comunque questa persona, io non so quanto tempo siete stati insieme, però lui ha ancora voglia di parlare con te, e sicuramente devi aspettare un po', perché non è subito che si manifesterà. Lo vedo nell'arco del prossimo mese, mese e mezzo, comunque lo vedo pensarti tanto, vedi c'è la carta del pensiero. E guarda qua, questo è l'esito. A mio avviso è possibile un nuovo inizio, vedi? È proprio, se la risposta era, cioè se la domanda era tornerà da me, non vedo proprio la carta fisica del ritorno, però vedo cioè una conferma molto positiva, vedi? D'accordo, allora spero di averti risposto Antonietta, procediamo con qualche altro amico. Allora, Luna, Valentina, 14 aprile 86. Sabato ho chiesto se avevo fatto bene a fare pace con Mirko. Il risponso è stato positivo, ma da quel giorno lui è stato freddo e non mi cerca più. Perché? Magari voleva solo mettere in chiaro qualcosa, ma non necessariamente riprendere alla vecchia maniera. Comunque vediamo. Abbiamo detto Mirko. Allora, 14 aprile 86. Ma Valentina, giusto? Valentina, ma io, sai, ti abbiamo risposto sabato, ma non conosco assolutamente nulla della tua storia, dunque non ho punti di riferimento, però così, da come vedo le carte, sembrerebbe proprio che lui avesse un interesse più di un'amicizia nei tuoi confronti, ma era qualcosa forse che era molto indeciso se dirti o meno. E comunque poi credo che abbia preso appunto una decisione lui, forse si è appunto, come se non ricordo male, si era allontanato lui. Comunque, al presente, sai, sì, lui ha nostalgia delle vostre chiacchiere, però ancora non è proprio, non so, forse o non si fida oppure c'è ancora qualche remora, però è possibile, guarda, queste tre carte qua non mi fanno tanto impazzire, ti dico la verità, dovertele interpretare un po', ma sembrerebbe che lui stia male, o sta proprio male emotivamente, oppure sta per avere qualche brutto dispiacere che lo porterà molto giù. Ad ogni modo, vedo l'attesa e il desiderio di rincontrarti o comunque di stare di nuovo in tua compagnia, ma è bloccato, lui si sente bloccato forse per qualche altra ragione, magari ha delle cose che non riesce a dirti. Ad ogni modo, vedi, c'è comunque il cambiamento, c'è da che ti trascurava o da te che ti trascurerà per un po', comunque poi ci sarà invece un riconfermarsi di qualcosa che c'era già, capito? Un rapporto che c'era già. Devi dargli tempo, secondo me in un brutto momento della sua vita o comunque molto presto avrà una prova. Dunque porta pazienza. Allora andiamo avanti. Allora,
Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Grazie Marina, grazie. Se lo dici così vuol dire che hai avuto qualche conferma, dunque grazie, grazie dal profondo del cuore. Allora, vediamo Claudia. Claudia Giusti, non dico cosa perché pare che chi è interessato a sapere cosa ha detto Marina lo vada a leggere, io ti ringrazio. Allora, Claudia, 11 giugno 72, vediamo se c'è un amore nel tuo futuro. Vediamo, chiaramente vi ricordo che le Sibylle guardano 3, 2, 3, massimo 6 mesi, dunque non è che se non compare l'amore in questa stesa vuol dire che non compare nella vita reale in un futuro, ci mancherebbe. Dunque prendiamole sempre con le dovute cautele. Io mi auguro di vedertelo questo amore nei prossimi 6 mesi. Allora, per ora c'è più un raffreddamento, più, come dire, amicizia, ma almeno così al taglio. Andiamo a vedere cosa ci raccontano. Allora, Claudia, sì, devo dirti che c'era già stato un incontro e come... Allora, guarda, un incontro che è stato una sorpresa, ma con qualcuno che era già impegnato. Ha portato, sì, qualche germoglio come dire, entusiasmo, ma nello stesso tempo anche incertezza, perché questa carta della giovane fanciulla porta con sé non solo i significati di una donna giovane, ma anche di un qualcosa che appunto ci fa battere il cuore, ma anche ci dà quelle, come dire, quelle incertezze, no, tipiche degli adolescenti. Dunque porta i significati di un incontro, perché poi dietro c'è la riunione, dunque un incontro che aveva tutte quest'aura di incertezza, ma anche di eccitazione, no, per qualcosa di nuovo. Ma questa carta ci dice che è stata sfruttata male un'occasione. Vediamo un pochettino cosa dice. Al presente c'è questo senso di attesa, ma devo dire che un sentimento c'è, è pronto a nascere un vero sentimento. Qualcosa è già proprio nel presente, anche se purtroppo devi avere pazienza perché ci sono degli alti e bassi, c'è l'arrivo di qualche notizia che non ti piacerà, ma che avrà a che fare con un uomo, l'uomo, non un uomo. Questa è la carta quella che corrisponde al re di cuori, dunque l'uomo giusto, no? Dunque non siamo tanto lontani, Claudia. Bisogna avere un po' di pazienza, infatti si insinuerà in una situazione, guarda, c'è doppia carta di mistero e di segreto, dunque probabilmente sarà un uomo che avrà già un legame, ok? E che si insinuerà, comunque si infilerà nella tua vita, pur avendo già magari qualcosa. Ecco, dunque da un'amicizia, una sorta di amicizia, si fa un passaggio in più, un qualcosa in più, però attenzione, ci sono ancora degli ostacoli. Però sì, dai, caspita, ce l'hai quasi a portata di mano. Devi portare un po' di pazienza, Claudia. Andiamo avanti. Allora, buonasera Giuseppina, forse ti avevo già salutato. Tiziana, posso sapere se ci sarà un nuovo amore? 25 febbraio 69. E speriamo, cari miei, che dopo un inverno come questo l'estate sia veramente friccichina, come dicevano le stelle. Ragazzi, non se ne può più, non se ne può più. Tra un po', oltre a far fatica a uscire di casa, faremo fatica anche a uscire dal pelo superfluo, perché non so voi, ma io... Marietto, tu tappati le orecchie. Va bene, andiamo avanti, Tiziana, se ci sarà un nuovo amore. La determinazione non manca, eh?
Allora, mia cara, qui nel passato c'è ancora il peso di una relazione, che, aveva raggiunto dei anche qualche tipo di obiettivo, sembrava piuttosto consolidata, ma, qualcosa è cambiato comunque, c'è stato un cambiamento non alla luce del sole, però in qualche modo influenza ancora il tuo presente, perché ti senti bloccata, forse hai ancora degli alti e bassi importanti di stato proprio emotivo interiore, no, a volte pensi che sei pronta a spiccare il volo, a volte ti senti inesorabilmente ancora agganciata al passato. Dunque, sei in una fase dove ancora stai cambiando pelle, non sei completamente trasformata, però non manca molto, ti vedo rinnovarti, okay, vedo qualcosa di nuovo, vedo delle conferme dal punto di vista dell'intimità, della casa e, anche la possibilità che inizi qualcosa di nuovo, magari, con una persona che non è detto che sia proprio, l'uomo che ti aspettavi o che fosse proprio l'uomo giusto o insomma giusto, poi chi può dire chi è l'uomo giusto? Però magari, un uomo non avresti non avresti guardato magari in altre circostanze, ma si dimostrerà molto presente, molto affabile e comunque nascerà qualcosa diciamo di un po' più, non dico leggero, ma che ti porterà la speranza, comunque un po' di leggerezza, sì, okay, senza grossi impegni. E poi vedo che la cosa proprio cambia, va incalzando, ci sarà sicuramente, mhmm, qualcosa di su cui lavorare, qualcosa che, porterà qualche ostacolo forse dal punto di vista, lavorativo, oppure, un uomo che sarà molto occupato con le la sua attività, però guarda qui, non nonostante magari un certo suo allontanamento, no, o comunque il suo impegno in un certo senso, ti farà un po' soffrire, però è un uomo molto sarà un uomo molto innamorato, si innamorerà veramente poi quest'uomo qui. Stiamo a vedere cara, non sottovalutare magari eventuali amicizie, mh. Allora, andiamo avanti. Uh, un colpo di mouse al solito e chi ho saltato? Eccola qua, Giovanna. Ciao Hilde, 12 aprile 67. Volevo sapere se la mia richiesta di inabilità lavorativa che presenterò a breve sarà accolta. Un bacio. Vediamo, speriamo di sì. Allora, Giovanna, 12 aprile 67. 12 aprile 67, la richiesta di inabilità lavorativa. Allora, il taglio dice che c'è un po' d'attesa, ma che riceverai una notizia forse durante un colloquio di persona. Allora, sei stata molto fortunata a, essere seguita o comunque a ricevere una notizia da una persona, molto competente e che aveva i mezzi o la possibilità di darti delle indicazioni, di aiutarti, però è duretta, non è una cosa, molto semplice, ci sono non pochi ostacoli e ci vuole molta determinazione, okay, ed è quella che forse hai già cominciato a mettere. Al momento devo dirti che sembrerebbe una situazione che non ha risvolto, qualcosa che potrebbe non sembra che si possa arenare. In realtà, fra qualche tempo dovresti ricevere qualche notizia da parte di qua ci sono più di una figura, dunque saranno più persone ad occuparsi di questa situazione e, che ti sapranno dare e comunque consigliare anche, sotto l'aspetto,
burocratico e legale, perché vedo che ci sarà bisogno di una figura legale che ti sappia appunto dare un altro suggerimento, forse manca un qualcosa a completare la pratica, oppure ci sarà bisogno comunque di andare a bussare alle porte giuste e vedi poi la realizzazione. Sì, ok, ci sono degli ostacoli, però io vedo la cosa in chiave positiva, anche se, cioè, se ci fossero state solo quelle due, ti avrei detto, c'è qualcuno che rema contro la realizzazione, però poi c'è questo, dunque, anche se qualcuno rema contro la realizzazione, la tua buona occasione arriverà. In effetti sarà un'occasione da cogliere al volo, sebbene non mancheranno preoccupazioni, però vedo la notizia arrivare fra qualche tempo e mm, penso che insomma ne dovremo parlare poi più avanti, va bene? Comunque l'iter ci vorrà ancora qualche mesetto per vedere la cosa svilupparsi. Allora, Marisa, vorrei sapere se è conveniente per me acquistare a breve un'abitazione in Sesto San Giovanni, 27 aprile 68. Allora, vediamo se è conveniente acquistare questa abitazione. 27 aprile 68, Maria. Allora, scusa, eccoci qua. Dunque, c'è sicuramente, sembra quasi che tu riponga in questa cosa la speranza di ritrovare un'intimità o comunque un affiatamento. Sento insomma che gli dai molta importanza a questa cosa. Allora, dunque, abbiamo una situazione che parte un po' complessa, non è tutto facile, ci saranno delle cose da superare, però vedo la possibilità di stringere un accordo preliminare o comunque vi siete già imparolati, diciamo così, in qualche modo. Se non lo avete ancora fatto, è possibile cominciare a procedere. In effetti, ehm, l'intermediario con cui parlerete, che risulta essere molto entusiasta, comunque anche che vi ha dato qualche soddisfazione, non so se vi siete rivolti a un'agenzia o cosa, però qua vedo una figura che vi aiuterà, anche se all'inizio non è proprio tutto positivo, c'è questa carta della malinconia, dunque forse c'è qualche aspetto che dovete chiarire al meglio. Ehm, Qui abbiamo il vedovo, la vecchia signora e l'allegrezza al cuore, dunque una situazione che in un certo senso sembra morta, no? Sembra che non possa procedere, in realtà poi con qualche suggerimento e sebbene ci siano appunto dei rimpianti, con qualche suggerimento, qualche valido aiuto oppure il contributo anche forse economico di una donna più grande che vi potrà dare una mano, otterrete un esito favorevole. Qualche dispiacere, non te lo nascondo, perché sebbene stiamo guardando la casa, probabilmente c'è qualche dispiacere anche di natura emotiva, ma la conferma che la cosa andrà positivamente, c'è anche qui l'esito, come vedi sono carte tutte favorevoli, soprattutto questa che è quella che chiude ed è appunto la costanza, vale a dire la riuscita. Dunque sì, c'è da fare, ma non è la casa che vi avvicinerà, dovete fare un lavoro. In più riponi tante speranze in questo cambio, mi rendo conto, cioè da quello che vedo, va bene? Però dovrete fare qualcosa anche voi, però secondo me sì, vi dovrà aiutare una signora più grande.
Allora, rispondo al volo all'ultima domanda, saluto anche Sara, Tita, Antonella, ah no, che ti ho già risposto, mi stavi ringraziando, beh, Giada, Tiziana, insomma, Simona Coletta, Giuseppina, Filomena, ok, allora torno indietro e rispondo all'ultima domanda. Martina, 26 gennaio 2000? Dice 200, ci ho messo un po' a capire perché mi mancava uno zero. Allora, penso sia 26 gennaio 2000 e Luca 16 marzo 90 torneranno insieme. Va bene, vediamo se tornano insieme. 90. Martina. C'è un po' di tristezza, comunque una relazione che dovrebbe essere durata anche un po', non è un qualcosa che è durato poco. Chi è che amava flirtare? Allora, diciamo che ci vorrà un bel po', al momento proprio non se ne parla. Comunque uno dei due ha tradito l'altro, è proprio chiaro. Il flirt, il tradimento. Però c'è ancora l'attesa, io non so chi dei due stia aspettando l'altro, però adesso proprio no. Come vedi c'è l'abbattimento morale, la prigione, qua è proprio fermo, tutto bloccato, anche se c'è la fortuna, però è un blocco della fortuna. Dunque andiamo a vedere, però più avanti si direbbe che possa ricominciare con qualche scambio molto leggero, senza grosse pretese, scambio epistolare oppure qualche messaggio, qualcosa del genere, eh, però al momento non vedo proprio nei prossimi mesi la possibilità concreta di un ritorno, le carte sono troppo negative per dirti sì. L'esito già cambia, parla di possibilità, di consolazione, il fatto che si faccia di nuovo avanti lui, però in un certo senso si fa avanti ma si allontana, è un po' una cosa che fa sospirare, comunque è possibile che qualcosa torni un po' a scaldare il cuore, ma vedremo. Non mi sento con queste carte di dirti si torna, non lo vedo determinato. Bene, allora, ehm, direi che per questa sera, per quanto riguarda la risposta con le sibille, concludiamo. Vi ricordo l'appuntamento di domani sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano, alle 20:30 saremo lì. Adesso, cari amici, per tutti i magici arcieri bertoldini che si prestano con la loro buona volontà e la loro abnegazione ogni sera per 5 minuti a consolidare l'egregore di catena che stiamo appunto creando con la collaborazione di queste persone e con tutti i volontari che hanno a cuore o piacere di fare questa cosa con noi. Stiamo per fare dunque la meditazione di 5 minuti sul muro di fuoco. Dunque io comincio già a preparare il timer, abbiamo 5 minuti a partire da rullo di tamburi, adesso, via. Yod He Bau He. Adonai. He He Ye. Agla.
Ecco qui amici, allora i 5 minuti sono trascorsi, dunque vi ricordo domani sera di tornare a trovarci sul canale YouTube del Marietto Veneziano e potremo appunto rispondere alle persone, agli amici che non hanno potuto ricevere una domanda. Mi raccomando, venite prima, venite prima perché rispondo in ordine di arrivo, dunque se riuscite a venire alle 20:30, io, se vi piazzate fra i primi, ovviamente vi rispondo. Mi dispiace, dunque... Ah, grazie Antonella, mi fa piacere, benissimo. Bene, amici, vi voglio bene, grazie per il tempo che mi avete dedicato, spero che siate contenti del tempo che anche Marietto e io vi dedichiamo, dunque ci ritroviamo domani sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano, mi raccomando, e vi ricordo che questa collanina ha alcuni programmi molto importanti caricati, sono programmi di protezione anche da malintenzionati, protezione con la croce cosmica, il muro di fuoco, cioè il cerchio di fuoco, scusate, e tantissime altre cose, poi di base. Poi tutti i programmi aggiuntivi che vorrete mettere per poter appunto raggiungere degli obiettivi o propiziarvi delle cose vengono conteggiati a parte e ogni programma ha un'aggiunta di 10 euro. Dunque questo è importante, ve lo volevo dire, dunque se vi fa piacere potete prenotare il vostro, altrimenti lo guarderete addosso a me. Scherzo, ovviamente. Grazie a tutti, vi abbraccio uno a uno e ci troviamo domani sera. A presto dalla vostra Hilde.